Ancora riecheggiano le note dell'orchestra del 15, dove c'è stato appunto il concerto anteprima della Festa della Musica, e oggi noi siamo un piccolo tassello in quello che sono le migliaia di manifestazioni musicali che si svolgeranno oggi, diciamo, in Europa per la Festa della Musica. Lo facciamo attraverso i nostri studenti, alcuni di loro di altissimo livello che hanno anche vinto dei concorsi internazionali. Lo facciamo nei nostri spazi molto belli, suggestivi, come sicuramente avrete visto, dal nostro chiostro, anche il chiostro Cordibella, anche l'Aula Cavazzoni, degli spazi che mettiamo a servizio della città. Una bellissima giornata questa, che davvero valorizza i talenti dei nostri ragazzi, che sono veramente eccezionali. Ringraziamo il Conservatorio per aver organizzato questa manifestazione, che sta diventando sempre più importante e che riempie i nostri spazi di musica, ed è la cosa più bella che si possa fare. Abbiamo dei bellissimi tesori e riempirli anche con la musica vuol dire aggiungere valore a quello che già rappresentano. Il Conservatorio c'è, è in perfetta sintonia con quello che sta facendo anche il Comune di Mantova, soprattutto nella valorizzazione dei talenti del nostro territorio. Noi ci occupiamo di formazione musicale e penso che la valorizzazione dei giovani talenti sia il nostro primo obiettivo principale.